La Giunta regionale del Veneto, su proposta dell'assessore all'ambiente Giampaolo Bottacin, ha approvato il bando dedicato alla rottamazione delle vecchie auto e la loro sostituzione con un veicolo a basso impatto ambientale. Con questo bando la Regione punta ad andare incontro a chi ha un basso reddito sia nella graduatoria che nell'entità del contributo. Potranno presentare quindi istanza di contributo i privati cittadini residenti nel territorio della Regione Veneto che abbiano un ISEE non superiore a 50.000 euro e che acquisteranno un veicolo di classe ambientale Euro 6D Temp o successiva. L'entità del contributo potrà arrivare ad un massimo di 6.000 euro e dipenderà dal valore di emissione di CO2 dell'auto acquistata, oltre che dalla fascia di reddito del richiedente. La graduatoria terrà invece conto del reddito. Saranno messi a disposizione ben 11.825.000 euro per questo bando, prosegue Bottacin. Si tratta di una cifra importante che ha come obiettivo incentivare il miglioramento della qualità dell'aria e la riduzione delle emissioni, azione questa che si va a sommare alle altre messe in campo per la tutela e il risanamento dell'atmosfera. Nel nuovo bando si consente alle domande del 2021 che rispettano i limiti emissivi individuati dal DPCM del 6 aprile scorso la partecipazione al presente bando. Potrà partecipare allo stesso anche chi con quello precedente era entrato in graduatoria ma non era riuscito a concretizzare l'acquisto a causa dei ritardi delle consegne delle autovetture. Le domande dovranno essere presentate entro il 27 dicembre di quest'anno, mentre l'acquisto dovrà essere perfezionato entro il 28 aprile del 2023 con il conseguente invio di tutta la documentazione relativa. Allora, siamo alla CAM, questa che vedete, questa bestia che vedete è una ragosta da 3 kg, questo solo per mostrarvi una parte della, della commercializzazione che c'è da CAM, che è praticamente il primo in Italia sia come quantità sia come qualità. Ci sono tantissime varietà di crostacei da tutte le parti del mondo, quindi quando noi vi mostriamo lo spot, quello del negozio, della vetrina, la vetrina è solo una piccola parte del fatturato qui della CAM, che è una delle, delle aziende del pesce più grande, non solo di Chioggia ma praticamente all'interno del territorio nazionale.